Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Tanta cronaca anche oggi, vediamo dei titoli su cui ci soffermeremo più avanti con i nostri collegamenti. Una veneziana di 35 anni uccisa con il compagno da un commando in Messico, il marito nel 2013 fu bruciato vivo, e poi la raffica dei furti che continua nella Marca trevigiana ma anche in tutte le altre province. Sente dei colpi alla porta e pensa sia al marito. Mi sono trovata tu per tu con i ladri, faremo un approfondimento anche su questo. Vediamo adesso le prime notizie di cronaca, ovviamente ci collegheremo con i nostri inviati in tutte le province. C'è stato un infortunio sul lavoro poco dopo le 7:30 in una fonderia a Montebelluna per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei tecnici dello Spisal. Un operaio è rimasto ustionato ad una mano. Immediato l'allarme lanciato dagli stessi colleghi alla centrale di Treviso Emergenza. Sul posto, oltre a un'ambulanza, è stato inviato anche il soccorso. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l'operaio è stato trasportato all'ospedale di Treviso in codice di media gravità questa mattina proprio all'alba. Ancora cronaca, un escursionista che è scivolato e si è ferito durante una passeggiata in montagna ed è stato salvato dal soccorso alpino nei pressi di Schio. Vediamo. Schio, un escursionista sta camminando in compagnia su un sentiero che scende dal Monte Novegno quando perde l'equilibrio e cade da 5 metri d'altezza. L'uomo, un 59enne di Arcugnano, finisce sul sentiero sottostante, riportando una ferita alla testa. Lamenta forti dolori alla schiena, viene lanciato l'allarme. Una squadra del soccorso alpino raggiunge l'infortunato e dopo avergli prestato le prime cure lo trasporta in barella fino all'ambulanza che lo ha portato poi all'ospedale Sant'Orso. Operazione della Guardia di Finanza a Thiene, sentiamo Ferdinando Garavello. Bar con narghilè incluso e qualche dose di cocaina, per non parlare del clandestino. Lo hanno scoperto gli uomini della finanza che nei giorni scorsi hanno effettuato un controllo in un bar di Thiene. Il locale, gestito da 2 cittadini marocchini, offriva ai clienti la possibilità di utilizzare un narghilè, una pipa ad acqua con la quale si può fumare il tabacco. Peccato che l'esercizio fosse sprovvisto della necessaria autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la vendita del prodotto da fumare nel narghilè. Per il titolare è quindi scattata una denuncia per reato di vendita di tabacchi senza autorizzazione e sono pure stati sequestrati 10 kg di trinciato per la pipa ad acqua. Durante il controllo, effettuato in collaborazione con le unità cinofile di Vicenza, è stato trovato anche un tunisino in possesso di alcune dosi di cocaina. L'uomo era irregolarmente presente in Italia ed è stato perciò denunciato alla Procura Berica. Andremo tra poco a Rovigo, dove è in corso una manifestazione degli agricoltori con i trattori. Stanno per partire per Roma, c'è un corteo nelle vie del centro, ci saremo tra poco con Federico Fusetti. Ancora cronaca nel frattempo, numerosi interventi della polizia nel fine settimana contro lo spaccio di droga. È stato arrestato un 58enne incensurato che consegnava le dosi a domicilio. Qui siamo a Padova. I poliziotti della questura di Padova hanno arrestato 5 persone per spaccio, sequestrando in tutto mezzo chilo di droga tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a 1.500 euro. Tra gli arrestati un uomo di 58 anni, incensurato, che consegnava lo stupefacente direttamente a domicilio. Denunciato anche un minorenne. Gli interventi in città, ma anche nella cintura urbana, dopo le segnalazioni di alcuni residenti. Un 26enne senegalese regolare è stato sorpreso a spacciare in via Tommaseo. I poliziotti l'hanno visto avvicinare dei giovani e l'hanno controllato, trovandogli addosso 50 grammi di hashish. Un altro straniero che ha richiesto protezione internazionale, tunisino di 21 anni, con marijuana e hashish, è stato invece fermato dai poliziotti nei pressi di Porta Santa Croce. In Prato della Valle, all'interno dell'isola Memmia, è stato arrestato un 31enne tunisino richiedente protezione internazionale che ha cercato di sfuggire al controllo. I poliziotti della squadra mobile hanno poi effettuato altri interventi nei confronti di altri giovani pusher in piazza Azzurri d'Italia, in stazione e in via Orolo, dove è stato denunciato e trasferito in una comunità un 17enne che aveva in tasca 24 dosi di cocaina e oltre 1.000 euro.
Fra i 5 arrestati, infine, un 40enne di Sant'Andrea di Campodarsego che aveva 12 grammi di cocaina e un 58enne incensurato di Cartura che aveva consegnato una dose di cocaina a domicilio ad Albignasego. Nella sua abitazione, nascosti in cantina, in un frigorifero non più funzionante, 74 grammi di cocaina con annesso bilancino di precisione. In regia per questa edizione di Focus TG Francesco Ceron e Italo Morao. Adesso andiamo, vi dicevo, in diretta a Rovigo da Federico Fusetti per la rivolta dei trattori. A te Federico. Sì, buongiorno direttore, dovevamo collegarci qualche minuto fa, ci scusiamo per il ritardo io e Cristian Roccaiende, ma davvero se lo scopo di questa manifestazione era creare movimento e anche disagi, ci sono riusciti in pieno perché ci abbiamo messo davvero tanto tempo per arrivare qui in centro a Rovigo, non riuscivamo perché ci sono centinaia di trattori, credo una risposta anche superiore alle previsioni da parte degli organizzatori. Questi sono i trattori che Cristian vi mostra e che sono in coda praticamente lungo tutto il centro storico di Rovigo. Come dicevo, ci hanno parlato di circa 250 trattori che da nord a sud del centro di Rovigo sono incolonnati e stanno ovviamente creando disagi. Al di là delle motivazioni che di cui abbiamo anche comunque parlato questi giorni, io andrei piuttosto a sentire, se riusciamo proprio così in diretta, la voce di qualcuno di questi manifestanti. Buongiorno. Buongiorno. Non parla? Niente, questo signore non parla. Voi avete il trattore anche? Avete il trattore anche? Posso chiedere da dove venite? Noi veniamo da Badia Polesine. Arrabbiatissimi. Sì, in mancanza di reddito purtroppo nelle campagne a un certo punto si arriva a questa soluzione che è una manifestazione pacifica proprio dovuta alla mancanza proprio di fondi per sostenere le prossime annate agrarie. La prima cosa che vorreste? Beh, sicuramente meno contributi e più reddito. Siete preoccupati? Siamo molto preoccupati proprio perché quando vedi una manifestazione del genere vuol dire che c'è da preoccuparsi. Queste sono aziende che si sono indebitate fino all'osso pur di mantenere alta la ruralità delle nostre campagne, però purtroppo, come vedete anche voi, qua questa mattina si pensava a una manifestazione di 200-300 persone, ma mi sa che siamo oltre alle 800-900 persone. Siete stupiti anche voi dell'adesione? Sì, siamo stupiti anche noi. Siamo stupiti anche noi proprio perché sì, ci voleva proprio perché anche le nostre associazioni ci devono difendere, non solo, ripeto, per portare a casa contributi, ma bensì lottare per fare avere la giusta dignità agli agricoltori del Polesine e di tutto il territorio. Grazie, in bocca al lupo naturalmente. Avete sentito proprio voci che arrivano direttamente dal territorio, anche se questa è una manifestazione regionale. Proviamo, direttore, a sentire un altro di questi manifestanti, vediamo se confermano questo stato di disagio. Mi scusi, posso chiederle da dove viene lei? Noi veniamo da Este. E avete delle campagne lì? Sì, noi abbiamo un'azienda agricola. Preoccupati? Preoccupati molto perché ormai non facciamo più reddito con le nostre aziende. E nostre aziende che hanno seminativi attorno a 30 ettari non sono più sostenibili. Noi non chiediamo contributi, noi vogliamo che i nostri prodotti ci vengano pagati il giusto. A noi basterebbe quello. I contributi è sempre una droga all'ora della fine. Noi vogliamo che ci venga pagato il giusto il nostro prodotto, non che noi spendiamo per produrre un quintale di mais, spendiamo 25 euro e ci venga pagato a 20 euro. Si aspettava un'adesione del genere, qui ci sono centinaia di trattori. Allora, come vede, qui siamo tutti senza nessuna sigla sindacale. E lo sapevamo che ci saremmo mossi in tanti, non pensavamo questi numeri. Adesso appena passati più indietro che eravamo in 3 file di trattori è una cosa impressionante. Però è giusto farsi sentire e farsi vedere. Ma certo, è ovvio che anche perché ormai, come le dicevo prima, non è più sostenibile una situazione del genere. Abbiamo la necessità di fare anche noi un certo reddito.
E qualcuno ha detto gli agricoltori vanno in piazza, devo andare avanti, gli agricoltori vanno in piazza con i trattori nuovi, non è vero. Grazie, arrivederci. Direttore, insomma, mi pare di avervi mostrato quello che sta succedendo proprio in questi minuti qui a Rovigo. Il corteo proseguirà ora verso sud, si fermerà in un centro commerciale a sud di Rovigo dove i trattori rimarranno fino alle 17 circa. Ecco. Immagini che parlano da sole che Christian vi mostra. Grazie Federico, grazie molte, grazie a te e a Roque Allende per queste immagini davvero impressionanti, questo corteo lunghissimo e ovviamente rumoroso nelle vie del centro di Rovigo. Poi i trattori si uniranno ad altri mezzi che sono diretti verso Roma per la grande manifestazione di fine settimana nella capitale. Adesso passiamo dai trattori ai ladri perché continuano a colpire anche a Vicenza una raffica di furti, addirittura hanno messo KO un cane, perché ci sono i cani nelle abitazioni, ci sono gli animali domestici che non vengono risparmiati dai ladri. Andiamo in diretta da Daniele Garbin. A te Daniele. Sì, buongiorno, grazie direttore, buongiorno ai telespettatori, siamo a Vicenza, siamo nella zona del quartiere di San Bortolo, come uno dei residenti, il signor Umberto Cuomo. Sì, buongiorno. E il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, Nicolò Naclerio. Buongiorno a tutti, grazie. Ecco, parliamo come giustamente dicevi per l'ennesimo episodio di furti, c'è veramente un stillicidio nell'ultimo fine settimana, anche prima, proprio perché gli episodi si ripetono proprio in questa zona San Bortolo che si estende fino alla zona Villaggio del Sole. Comunque proprio per la cronaca quello che citavi è l'ennesimo episodio, parliamo di una coppia giovane che verso le 21 è uscita di casa e si è trovata poi la casa completamente a KO, una cagnolina giustamente probabilmente narcotizzata, come sembrano che i vicini hanno poi attestato, rubati gioielli e quindi poi la denuncia ai carabinieri. Ecco, qui siamo in una zona vicina, siamo in via Bedeschi e il residente Umberto Cuomo, proprio anche lui testimonia questo stillicidio anche per quanto riguarda il suo caso personale. Anche lui nel giro di un paio d'anni diceva ha avuto una serie di furti e anche lui cani narcotizzati. Assolutamente sì. Nell'arco di 2 anni abbiamo avuto circa 6 tentativi di furto e fortunatamente sono stati tutti quanti, non sono andati tutti a buon fine e purtroppo questa è la situazione in cui ci troviamo. Io penso che una città come Vicenza vada ripresa in mano e ricostruita sulla sicurezza, perché nell'ultimo anno è stato veramente una carneficina. Ecco, diciamo che lei diceva proprio, vive anche uno stato perenne di tensione proprio perché può anche allontanarsi da casa, necessita di una vigilanza in più, insomma si sta attrezzando. Ecco, diciamo che lei ha dei cani, anche Doberman, e ricorre alla vigilanza privata. Assolutamente sì, nonostante ho 2 Doberman che mi girano nel giardino, però io sono un imprenditore e lavoro anche con le istituzioni a Roma, per cui sono fra Vicenza e Roma e quando mi devo allontanare anche per un paio di giorni sono costretto a chiamare la vigilanza, metterli fuori dal cancello con la macchina e capite che comunque non è un costo così irrisorio che tutti si possono permettere. Io lo faccio per la tranquillità della mia famiglia, ho 3 bambini piccoli per cui non me la sento di abbandonare. Allora 2 sono le cose, o si rinuncia a un settore imprenditoriale o si rinuncia a quello che è la famiglia, e la nostra sicurezza sicuramente ce la deve garantire chi di dovere, questo è poco sicuro. Qualche ipotesi su chi possono essere? Si parlava in varie tipologie, no? dal degrado legato alla droga ma anche alla microcriminalità. Ah sì, assolutamente, oggi noi a Vicenza, guarda, mi permetto di dire che purtroppo vivendo anche situazioni a Roma, devo dire che è più vivibile Roma di sera che Vicenza. Ecco, Vicenza è veramente una cosa incredibile. La criminalità oggi non è più l'italiano o l'albanese piuttosto che il rumeno o il marocchino, e purtroppo oggi c'è una situazione veramente generale
che vengono, fanno i colpi e poi tornano tutti al loro paese. Questa è la realtà dei fatti. Grazie intanto direttore, in questo caso proprio perché questa testimonianza è una delle tante che in questo caso il capogruppo di Fratelli d'Italia sta raccogliendo non solo nel quartiere San Bortolo ma anche in altre zone di Vicenza, perché non è un caso isolato il ripetersi anche, ricordiamo, in via Luino, uno chef in centro giovedì, insomma gli episodi si moltiplicano e voi avete creato proprio un dossier, state raccogliendo queste testimonianze per poi anche essere incisivi con chi e chi deve fare di più. Sì, questa è la quinta segnalazione che ricevo da questa mattina, che riceviamo come gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, perché Vicenza sta vivendo un momento catastrofico a nostro avviso. Furti, aggressioni, rapine sono all'ordine del giorno, all'ordine di ogni ora, quindi abbiamo lanciato parecchie volte un allarme alla Giunta di modificare la situazione, la strategia proprio per andare a contrastare questi fenomeni che continuano a praticamente arginare e creare disagio a residenti e a commercianti di tutta la zona di Vicenza. Una vostra ricetta che avevate anche, lei era il consigliere delegato, lo ricordiamo, nella precedente amministrazione, quindi parla con cognizione di causa. Quale potrebbe essere una strategia vincente? Una strategia vincente è delegare la delega alla sicurezza, la detiene il sindaco in questo momento, delegare una persona che si dedichi esclusivamente a questa problematica che sta esasperando tutti i cittadini. Noi stiamo incontrando parecchi quartieri, formando una forma di comitati di quartiere proprio per unire la cittadinanza e per evitare tutte queste aggressioni. Ecco direttore, la fotografia questa mattina l'abbiamo fatta, ecco, direi che se non hai domande restituirei la linea allo studio. Grazie molto a Daniele Garbin e i suoi ospiti, il nostro operatore, grazie Andrea Benetti se non ricordo male. Adesso andiamo a Mestre da Ilaria Marchiori in diretta, perché abbiamo aperto, avete visto il titolo del Gazzettino, una veneziana, una donna di Favaro Veneto, madre di 2 bambini, uccisa durante la sparatoria insieme al suo compagno. Sentiamo subito in diretta Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui a Favaro Veneto perché Pamela Codardini era residente proprio qui a Favaro anni fa, prima di trasferirsi poi in Messico, e dove comunque vive la mamma. Poi c'è anche il fratello che vive qui nei dintorni. Pamela Codardini ha 35 anni, mamma di 2 bimbi piccoli, è stata brutalmente assassinata sabato 27 gennaio in Messico insieme al suo attuale compagno messicano di 29 anni. Sono stati uccisi all'interno del loro negozio, una tabaccheria che vende anche pipe, ma secondo quanto riporta la stampa messicana sembra che fosse il ragazzo nel mirino del comando che è entrato all'interno dell'esercizio quel pomeriggio. Pamela semplicemente si trovava nel retro, devono averlo scoperto, e quindi perché per non lasciare che lei potesse testimoniare hanno ucciso anche lei. Qui insieme a noi c'è Marco Bellato, il presidente della municipalità di Favaro. Lei conosceva Pamela, conosce la sua famiglia? Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. No, io non conoscevo personalmente Pamela. Comunque è una notizia che ci addolora, che ci lascia sbigottiti, soprattutto per la brutalità, la crudeltà del gesto. Si racconta che il compagno sia stato trucidato e che purtroppo Pamela, trovandosi nel posto sbagliato al momento sbagliato, è stata coinvolta in questo omicidio. Ma abbiamo fatto delle verifiche, abbiamo scoperto che Pamela è comunque una ragazza che aveva frequentato questi posti, era cresciuta in questi posti a Favaro Veneto, dove aveva svolto anche il lavoro di barista. Ho visto che alcune ragazze di Favaro erano in classe assieme e la mamma abbiamo scoperto che vive anche lei qui a Favaro Veneto. È una notizia che ci addolora molto e voglio porgere a nome della municipalità e dell'istituzione che rappresento cittadina le condoglianze, la vicinanza e la solidarietà ai familiari di Pamela, al fratello e alla mamma. Perché già la morte è un evento tragico in sé e quando tocca direttamente o tocca chi ti è vicino fa ancora più male. Ora ci sarà anche un capitolo che si aprirà che riguarderà il rientro della salma.
dove dovrà svolgere il proprio lavoro, probabilmente dovranno svolgere il proprio lavoro sia le autorità giudiziarie che le autorità diplomatiche. Speriamo che la salma possa rientrare presto in Italia, così che poi dare una degna sepoltura a Pamela. A questo proposito ribadisco la nostra disponibilità come istituzione e veramente non ci sono non ci sono parole per commentare queste notizie. È una notizia che non vorremmo mai sentire. Svegliarsi sentendo di questa tragedia sicuramente ci addolora molto e ci coinvolge tutti, ripeto, perché comunque anche se... Ecco, purtroppo Presidente, negli ultimi mesi ci siamo trovati invece, nostro malgrado, a dover commentare tragiche notizie, soprattutto qui a Favaro. Sì, purtroppo già nel 2023 non siamo stati molto fortunati, perché purtroppo c'è stata la tragedia di Santo Stefano di Cadore, poi altri amici, concittadini che hanno perso la vita in montagna, oppure anche purtroppo ricordo Andrea Basso facendo jogging. Sono notizie che, ripeto, purtroppo la nostra comunità è stata colpita già nel 2023. Nel 2024 sentire ancora che di vittime di Favaro Veneto, speravamo che fosse mi scusi il termine, speravamo che fosse finita. Abbiamo chiesto anche di fare una messa ai parroci e quant'altro, perché poi quando apprendi queste notizie andare avanti ti fa andare avanti, di avere speranza. È vero che la speranza non muore mai, però la fiducia, c'è bisogno di conforto, perché la comunità è fortemente scossa. Ripeto, anche se non si conoscono direttamente le persone, siamo talmente uniti qui a Favaro Veneto che quando una notizia brutta colpisce qualcuno, colpisce tutti. Ecco, tra l'altro ricordiamo che purtroppo la vita di Pamela è stata spesso si è trovata spesso a dover fronteggiare delle tragedie, perché nel 2013 lei ha perso quello che allora era suo marito, un cuoco, sempre in Messico, che è stato trucidato, e quindi anche in questo caso si è trovata a dover vedere trucidare il proprio marito, il proprio compagno. Anche sabato 27 gennaio ha visto quello che stava succedendo, non è potuta sfuggire a quel comando che poi, una volta che si è accorto della sua presenza, ha pensato bene di uccidere anche lei senza lasciarle scampo. Ci sono i due figli, ovviamente ci si è subito chiesti dove fossero, con chi fossero, e poi appunto dalla stampa messicana si è appreso che fossero insieme al papà, quindi all'ex compagno di Pamela. Io ringrazio Marco Bellato per essere stato qui con noi. Da Favaro Veneto restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori a Bellato. Adesso ci colleghiamo con Patrizio Baroni, giornalista che oggi si occupa della Maison Pierre Cardin, ma che anni prima era a Playa del Carmen in Messico, dove svolgeva l'attività di albergatore. Buongiorno Patrizio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Grazie molte per la tua disponibilità. Senti, siamo abbastanza impressionati da questi delitti, in questo caso veramente prima quello che era suo marito bruciato vivo, adesso questa donna assassinata. È una località turistica molto nota, molto frequentata, ma non è la prima volta che avvengono fatti di questa gravità. Guarda, non è la prima volta assolutamente. Il fatto è accaduto a Oaxaca, in questo caso, che è uno stato al sud, nella parte pacifica, diciamo, del Messico. Io ho vissuto nel Quintana Roo, ma come tu sai oggi, come rappresentante della Maison Pierre Cardin, sono colui che si occupa del Messico e dell'America Latina, quindi è un paese che a tutt'oggi io frequento con grandi soddisfazioni. Noi come marca abbiamo degli ottimi risultati, la marca ha un posizionamento molto buono in Messico. Io personalmente ho realizzato nel 2022 un evento al Museo Sumaya, che è questo meraviglioso museo che persiste nel centro della città del Messico, dove abbiamo avuto ospiti e una serata straordinaria. Un giovane ha vinto un concorso, oggi è stato questo giovane messicano incorporato nella Maison Pierre Cardin come nuovo disegnatore. Questo per dire che il Messico non è solamente purtroppo questi terribili fatti di cronaca, ma è anche questi fatti di cronaca. Qualche mese fa, proprio a Playa del Carmen, è stata uccisa una mia carissima amica Ornella, faceva la barista a Playa del Carmen, e la mattina sono entrati e hanno chiesto espressamente di lei, gli hanno
hanno sparato direttamente in testa. Diciamo che, se posso darti una mia personale opinione, dopo i 10 anni che ho vissuto in Messico, si è un po' alzata l'asticella, nel senso che prima questi cartelli della droga, che ovviamente sono molto presenti in Messico, non colpivano gli stranieri, perché evidentemente era un problema, no? Nel senso che poi allertavi le ambasciate e quindi evidentemente si creavano anche delle ripercussioni a livello stampa internazionale, ma purtroppo invece questo adesso sta accadendo. Va anche detto, direttore, che quando si va in giro per il mondo bisogna sapere dove si va e nel paese dove si va dove non si devono mettere i piedi. Quindi evidentemente dispiace ovviamente perdere, nel caso specifico, questa mia amica Ornella di cui ti parlavo e questa giovane ragazza oggi, l'ex marito prima e altri che purtroppo sono stati uccisi in Messico. Però se sai che in Messico ci sono determinati ambienti, ebbene da quegli ambienti devi stare lontano. E forse di incoscienza in cui va lì, in chi va lì a guastare la festa ad ambienti malavitosi che ovviamente non esitano ad eliminare qualsiasi tipo di impiccio. A tuo giudizio un imprenditore italiano, detto questo, può investire in Messico oggi o conviene stare alla larga, oppure scegliere zone del Messico dove non si corrano questi rischi? Guarda, direttore, il discorso è molto lungo, nel senso che purtroppo, senza voler fare maracopolitica, ma per sintetizzare, il fenomeno dei cartelli della droga è una non oculata gestione degli Stati Uniti del fenomeno dei cartelli della droga quando questi erano a Panama. Sto veramente molto sintetizzando. Aver spostato, quindi aver buttato giù Noriega, che in qualche modo anche con i servizi segreti statunitensi era quello che bene o male gestiva metteva un coperchio, diciamo, su questa gestione della malavita organizzata in Latino America, che è un movimento molto importante e difficilmente contrastabile. Stiamo parlando di gente che guadagna cash, ossia sono soldi che arrivano, sono più ricchi di alcuni stati sostanzialmente. Ebbene, quando Noriega è stato buttato giù, questi si sono ricollocati e hanno trovato naturale ricollocarsi nel posto più vicino agli Stati Uniti, che è uno dei loro mercati di riferimento, ovviamente il Messico. Si sono stabiliti al nord del Messico e poi si sono creati localmente alcuni cartelli, i famosi cartelli della droga, che mano a mano si sono espansi in tutto il territorio. Ovviamente questo è un po' alla macchia di leopardo, nel senso che vi sono ovviamente zone dove è molto più pericoloso, alcuni stati che non voglio menzionare perché diventerebbe difficile anche per i telespettatori ubicarli, e altri dove ce ne sono meno. Chiaramente bisogna fare delle cose quando si vanno all'estero. Prima affidarsi alla nostra rete diplomatica e agli uffici preposti in quei paesi per capire dove può essere opportuno fare degli investimenti in modo da essere tutelati. Ma poi ribadisco, soprattutto bisogna avere la lungimiranza di e anche questa ragazza il posto lo conosceva, perché da quanto mi pare di capire non era da poco che fosse in Messico, sapere che ci sono dei posti dove, ripeto, in senso figurato non devi mettere il piede. È una storia di alcuni anni fa di tre suppostamente imprenditori napoletani che sono andati a vendere in Messico dei gruppi farlocchi, dei gruppi elettrogeni farlocchi, e sono spariti tutti e tre, non li hanno mai più ritrovati. Ma tu non vai a rubare a casa del ladro. Evidentemente, se poi fai queste cose, succedono dei fatti come questi, poi è difficile giustificarli. Ovviamente non si giustifica nessuno, la morte non è una prassi applicabile, però il valore della vita in Messico è basso, come in molti paesi dell'America Latina, quindi per $50 trovi qualcuno che ti ammazza, e quindi se non hai consapevolezza di queste cose diventa difficile. Ciò detto, noi come marca Pier Cardin siamo presenti in Messico con i nostri licenziatari, non abbiamo, incrociando le dita al momento, mai avuto problemi. Ovviamente facciamo operazioni di alto livello in determinati ambiti, e questo è significativo che altre imprese possono andare. Poi c'è tutto un ragionamento da fare sul fatto che adesso il peso si è rafforzato nei confronti del dollaro. Quindi magari non è una sera, Patrizio, vieni a Focus, torni a Focus e facciamo un approfondimento. Patrizio, grazie molte per essere stato con noi a Focus TG. Patrizio Baroni, giornalista, collega, ha lavorato tantissimi anni in televisione. Grazie Patrizio, a presto, buon lavoro. A presto. Grazie molte.
Passiamo dai narcotrafficanti ai ladri che continuano a colpire nelle nostre province. L'altra sera a Saletto, lungo il Piave, siamo nella Marca, era stata presa di mira all'ora di cena un'abitazione lungo l'argine esterno con banditi che sono stati messi in fuga dalla reazione dei proprietari, che a questo punto propongono delle ronde. Poi andremo da Francesca Bozza a Treviso, perché abbiamo il rappresentante di Furti in Corso che ci dirà la sua. Sentiamo intanto, vediamo il servizio da Saletto. Come che hai fatto? Così. Ti te dici no, qua? Forte, per forte. Per me che bussare sul portone. No, no, Maurizio qua già va così? Sì, ma forte, forte. Sì, anche adesso sì, forte. Perché l'unico aperto era questo, senza lo scuro. Senza lo scuro era questo. E come mai che ti hanno... Perché solita di serrare? No, non ho chiuso perché io meno un quarto alle 7 devo ancora mangiare, cenare, ceno, butto fuori la tovaglia e poi chiudo lo scuro. Gli altri erano tutti chiusi. Ma purtroppo questa è stata la sorpresa. Brutta sorpresa ieri sera per Ivana Mosole e Maurizio Gritti, che si sono trovati faccia a faccia con i ladri dentro il giardino della loro casa lungo l'argine esterno a Saletto di Breda di Piave. Sicuramente si viene da qua, di preciso mi ho valutato perché sta roba qua non è mai stata così. Siccome che mi sono sempre qua che controllo, sta roba qua è un riservamento sicuramente da qua. Ecco, e quando è successo? Ieri sera almeno un quarto alle 7. E abbiamo sentito bussare, hanno bussato ma insistentemente su un portone di casa. Abbiamo preso paura perché non è mai successa una cosa così. Presi di sorpresa dai banditi che però non si aspettavano invece la reazione immediata della signora Ivana. Ho acceso la luce fuori, che non avevo acceso la luce della casa. Quando io ho acceso loro sono scappati perché non c'era più niente, non c'era nessuno davanti alla porta dove hanno bussato. Ho guardato dietro che ho una finestra in cucina e ho visto due che scappavano. Ho aperto la finestra e ho gridato: delinquenti, vi ho visto, vi conosco, tutte queste cose, che è il momento quando viene fuori la reazione della... Sì, sono un po' agitata, è logico, però in quel momento lì non avevo paura, avevo una grinta addosso, forse sarà il mio carattere così, perché mi sento, io non ho fatto mai del male a nessuno e mi dà un po' fastidio vedere le persone che vengono a casa mia senza bussare o suonare il campanello. C'è tutto il carattere di una famiglia che non si lascia intimidire dietro a questa reazione, visto che Ivana è una delle nipoti di Remo Mosole. Banditi che sono fuggiti verso questa proprietà disabitata per poi dileguarsi verso la strada dell'Argine. Una vicenda che non ha lasciato conseguenze e che Maurizio, che tutti conoscono come il barbiere di Carità di Villorba, sicuramente racconterà ancora con uno scopo ben preciso. L'importante è che adesso tutti i vicini si diano un po' una mossa, magari di ogni tanto fare una passeggiata, vedere, sentire se c'è qualche novità, qualcuno che magari nota qualcosa di strano, che avvisi qualcuno, che avvisi i carabinieri. Comunque è brutto trovare delle persone in casa propria senza che suonano il campanello, cioè ragazzi. Adesso andiamo nel cuore di Treviso, in Piazza dei Signori, c'è Francesca Bozza con Christian Demma. A te Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, sono insieme a Christian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, e io partirei proprio dall'ultima battuta di questo residente di Saletto di Breda che diceva Demma: adesso chiedo a tutti, ai miei vicini, di scendere in strada, si ricordano quindi le ronde del passato, per controllare e segnalare se c'è qualcosa di sospetto ai carabinieri. Però potrebbe essere anche un po' pericoloso questo fai da te dei cittadini. Allora, è molto pericoloso. Il nome ronde viene fuori sempre in maniera direttamente proporzionale a quanto senso di insicurezza c'è in casa, no? Quindi l'ultima spiaggia è: allora esco con gli amici e vedo io di sistemare le cose. È la cosa più sbagliata. Noi di Furti in Corso, io personalmente sono sempre stato estremamente contrario alle ronde, perché dobbiamo farlo fare a chi è preposto per queste cose, chi è strutturato e anche gli hanno insegnato un po' come muoversi, perché può essere rischiosissimo.
Anche perché, direttore, l'abbiamo raccontato qualche giorno fa, ad esempio a Mogliano una ragazza è rientrata in casa, ha scoperto il furto, ha visto la casa sottosopra e in una stanza ha trovato un coltello a serramanico abbandonato dai ladri. Significa che non solo ormai entrano di giorno, perché in un altro caso vi avevamo raccontato di un furto alle 10 del mattino o alle 5 del pomeriggio, quindi ancora quando possiamo dire in pieno giorno, con un via vai di persone in quartieri residenziali, ma entrano anche se in casa ci sono delle persone. Ricordiamo un altro episodio di una ragazzina che stava facendo i compiti in cucina e nella stanza accanto i ladri che stavano rovistando nei cassetti, e quindi non solo con i proprietari in casa, non solo in periodo giorno, ma anche armati. Da qui il pericolo. Ma certo, perché noi non sappiamo se sono i classici ladri che basta la classica urlata e se ne scappano. Poi c'è qualcuno che magari invece in maniera un po' più coraggiosa vuole affrontarli, e chissà, quei ladri lì sono magari anche esperti con delle armi, con un po' il coltello, può essere anche una pistola, qualsiasi cosa, e loro non hanno scrupoli perché sanno sempre che non hanno nulla da perdere. Quindi alla fine ci perdiamo noi. Quindi io chiedo proprio di tutti di non fare le ronde e piuttosto uniamo le forze per chiedere rinforzi alle forze dell'ordine, quello sì. Ecco, all'appello dei cittadini si aggiungono da parte dell'associazione Furti in Corso con il suo presidente altri 2 appelli. Il primo al ministro della giustizia Carlo Nordio. Allora, quello lo voglio fare proprio a cuore aperto e mi piacerebbe farlo sempre guardandolo negli occhi, dicendogli assolutamente di darci una mano, ed è l'unico che in questo momento può farlo seriamente. Siamo in un momento in cui lui ha fatto subito un appello quando i sindaci hanno chiesto una depenalizzazione del reato d'abuso d'ufficio per lavorare meglio, gliel'ha concesso. Noi invece cittadini chiediamo la certezza della pena immediata, perché non è svuotando le carceri o depenalizzando i reati che risolviamo i problemi, anzi li creiamo, perché ovviamente il cittadino percepisce come questo senso di insicurezza, e se non ci sono le leggi non c'è anche un senso di civiltà. Dietro a noi il palazzo della prefettura, e allora il secondo appello è proprio rivolto al prefetto Sidoti. Sì, chiedo al prefetto Sidoti che si attivi subito, sperando oggi pomeriggio anche stesso, per andare a chiedere rinforzi al battaglione Mestre, come spesso è successo, perché abbiamo visto che c'è un'escalation di furti veramente, veramente grave. Di giorno, a mezzogiorno, alle 5 di mattina, la notte, la sera, ormai non c'è più un sistema di controllo, quindi deve fare rinforzi, devono esserci più forze dell'ordine in giro nel territorio. Ultimissima battuta, direttore, riguarda un incontro, uno degli altri incontri che Furti in Corso organizza con la cittadinanza per sensibilizzarli sui problemi, dargli quei piccoli, diciamo così, ingredienti per cercare di tutelarsi il più possibile. Per la prima volta l'incontro sarà qui proprio a Treviso. Sì, siamo riusciti col patrocinio proprio della città di Treviso il giorno 20 di febbraio alle 8:30, in fianco al comando della Polizia Locale di Treviso, al Centro Anziani, faremo un incontro dove ci sarà anche il Presidente dell'Associazione Polizia di Stato di Treviso, e facciamo un incontro contro furti e truffe e cerchiamo di darci una mano tutti insieme. Insomma, la situazione è sempre più esasperante per i cittadini. Avete sentito che cercano il fai da te per proteggersi, e dall'altra ci sono questi appelli perché si prendano dei provvedimenti a tutela proprio dei cittadini. Da Treviso è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte, grazie Francesca Bozza e a Cristian Demma. Andiamo adesso, parliamo di nuovo di agricoltura, di agricoltori in rivolta. Avete visto la rivolta dei trattori è arrivata a Rovigo, un lunghissimo corteo di trattori nelle vie del centro. Adesso andiamo invece a Recoaro con Lucio Zanato, c'è il presidente della CIA del Veneto. A te, Lucio. Sì, buongiorno direttore, siamo a Recoaro giustamente per un evento della CIA dedicata ai prodotti tipici del Veneto. Sono con il presidente Gianmichele Passarini, però siamo qui proprio per dare una risposta a questi trattori che adesso sono a Rovigo e stasera saranno a Roma. Beh, insomma, la risposta noi l'abbiamo data un mese fa, di più di un mese fa, a ottobre, dove abbiamo portato 3.000 persone in piazza e dove dicevamo le stesse cose che oggi i trattoristi che sono in piazza rivendicano, cioè che c'è un problema di valore all'interno dei percorsi produttivi, che la burocrazia, che la svalutazione, che i costi di produzione ci stanno attanagliando e quindi non rimane più nulla attaccato alle mani degli agricoltori, e questo genera tensione, genera un problema di tenuta anche, se vogliamo, sociale. Ecco, vanno a Roma questi manifestanti, ma se poi il ministro cede e dà loro qualcosa, nascono dei nuovi comitati di base degli agricoltori.
Ma io sulle scelte che farà il Ministro bisognerebbe fare la domanda direttamente al Ministro, quindi io posso dirvi quello che ho fatto io come Presidente di CIA Agricoltori Italiani in questi ultimi anni. Ho sempre chiesto di una particolare attenzione a quelli che erano i problemi all'interno del nostro Paese. Vedete, noi abbiamo due livelli di difficoltà, che è un livello interno dove i nostri agricoltori sono sempre più sfruttati, ed è la terminologia esatta, sfruttati, perché oggi con valori dei prezzi che potrebbero riconoscere, voglio dire, che il consumatore paga e potrebbero riconoscere la produzione, non viene fatto. Quindi un sistema della trasformazione, un sistema della commercializzazione che non fa quello che va fatto, cioè tiene in piedi un settore primario strategico per l'Italia. E poi c'è un problema europeo, normative troppo stringenti, probabilmente un approccio ideologico che pensava di aggredire quello che era il sistema italiano delle culture intensive, ma in realtà abbiamo visto che aggredisce tutti, quindi va ripensata anche la politica green, perché noi dobbiamo arrivare a questi obiettivi con gli agricoltori e non senza gli agricoltori. Quindi tradotto, fare un tavolo coinvolgendo la grande distribuzione ma anche l'agroindustria, quella di trasformazione, e dall'altra parte andare in Europa e dire che finché non ci sono i trattori elettrici oppure a metano non se ne parla. Ma certo, cioè, i tedeschi manifestano per i sussidi ambientalmente dannosi, gasolio. Ma è chiaro che oggi tu non puoi pretendere che ci sia una conversione all'elettrico se non hai nemmeno i trattori elettrici, non li hai neanche ancora ad idrogeno, e quindi questa è una insensatezza. Dopodiché occorre che si siedano tutti, ma si siedano veramente con la volontà di cambiare le cose, perché tanti tavoli sono stati fatti e spesso retorica, tutti hanno costi da rivendicare, tutti hanno problemi, gli unici che però veniamo sempre messi all'angolo siamo noi. Perché? Perché siamo parte debole, perché noi le nostre produzioni non possiamo tenerle lì all'infinito, prima o poi dobbiamo venderle, dobbiamo liberare i nostri magazzini, perché dobbiamo fare spazio per l'annata agraria che viene. Quindi io ho chiesto a suo tempo al Ministro, spero che oggi sia nelle condizioni, ci convochi assieme al sistema, assieme alla filiera, e capiamo dov'è il punto di cortocircuito. Grazie Presidente, a te Direttore. Grazie Lucio, al Presidente e al Presidente della CIA del Veneto. Stasera avremo a Focus alle 21:15 tra gli altri ospiti Maria Rosa Barazza, che è la sindaca di Cappella Maggiore, dove un uomo ha divelto i cartelli, la segnaletica dei 30 chilometri, e continuano questi episodi, non solo Fleximan e pali dell'autovelox che vengono appunto segati, ma poi anche nel mirino dei vandali ci sono i velobox, e l'ultimo caso ad Albignase con il fine settimana, in precedenza anche a Santo Stefano di Cadore, proprio dove questo velobox era nella strada in cui avvenne la sciagura dell'estate scorsa. Dopo i pali degli autovelox segati dalla mano di Fleximan, nel mirino dei vandali che lo emulano ci sono i velobox, le cabine arancioni o blu posizionate a bordo strada, che spesso contengono rilevatori di velocità e immortalano le targhe delle auto che superano i limiti. Sabato notte ad Albignasego è stato sradicato un velobox. La scoperta domenica mattina in via Foscolo, una strada secondaria del comune della cintura urbana padovana. Il pezzo di plastica è stato recuperato dai carabinieri lungo il canale che costeggia la via. L'episodio è il terzo in Veneto dopo quello di Santo Stefano di Cadore nel Bellunese. In questo caso il vandalo è stato scoperto, e quello di Adria nel Rodigino. La polizia locale di Albignasego sta cercando di risalire all'ora in cui il velobox è stato danneggiato, ma questa volta l'ipotesi è che si tratti di un incidente. Forse un'auto o un mezzo pesante accidentalmente ha battuto la colonnina, che è stata scaraventata nel fossato. Fleximan, Boxman, gli appellativi si sprecano, adesso addirittura Parkman l'abbiamo coniato noi dopo la distruzione dei parchimetri nel centro di Treviso. Sentiamo come commenta questi fatti gravi l'ex sindaco di Treviso, l'immancabile, immarcescibile sceriffo Giancarlo Gentilini. Cosa ne pensa di questo Fleximan che abbatte gli autovelox? È un personaggio che non dovrebbe esistere. È drastico lo sceriffo di Treviso Gentilini. Per lui il vandalo degli autovelox, come l'ha soprannominato, ha un solo futuro: Arrestarlo e di metterlo in galera e buttare via la chiave. Una posizione ferma da chi ha voluto fortemente gli autovelox sia sul PUT che in tangenziale a Treviso. Perché li ho sempre considerati un salvavita. Perché bisogna percorrere le strade e vedere certi... Mi sembra di essere su
sui velodromi. E anche sul valore elevato delle multe Gentilini ha una sua filosofia. Perché ricordati che quando, se vuoi un risultato, devi toccarlo sul portafoglio e le multe sono un grande deterrente. E per chi, magari avallando l'operato di Fleximan, pensa che le multe servano a fare cassa, da ex sindaco Gentilini ribatte. Se la gente corre normalmente, anche i comuni non fanno cassa. Ma se qualcuno viola le leggi, allora è giusto che ne guadagni anche il sindaco. Perché ricordati che il sindaco, oltre che responsabile della città, è responsabile di tutti i cittadini, perché è il padre di tutti i cittadini. Grandissimo Giancarlo Gentilini, che si fa sempre intervistare da Lucio Zanato, un nostro collega che stima tantissimo da molti anni. Adesso andiamo a Romano Dezzellino perché finalmente sono iniziati i lavori di una nuova scuola. C'è per noi Sharon Di Carlo. A te, Sharon. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Giornata storica per tutta la comunità qui a Romano Dezzellino. Io sono con il sindaco Simone Bontorini, versione capocantiere. Buongiorno. Buongiorno a tutti e finalmente vedete quelle che sono le macchine al lavoro, le macchine operatrici per quello che sarà il plesso della nostra futura scuola media. Quindi è qualcosa di eccezionale, un'opera che abbiamo voluto fortemente, per la quale ci siamo impegnati fin dal 2018 e che oggi, vedete, è già a buon punto per quello che riguarda lo scavo nel quale verrà poi inserito il sedime della scuola. Forse l'opera più importante dell'amministrazione. Questa è sicuramente dal punto di vista economico la nostra opera più importante. 7 milioni e 100 investiti qui dal comune di Romano Dezzellino, 3 milioni e 3 sono fondi PNRR, i rimanenti sono fondi propri del comune reperiti attraverso un finanziamento che è stato possibile solo grazie all'opera di riduzione dell'indebitamento negli anni passati. Quindi il primo mandato è proprio servito anche a lanciare le opere future e questa è la più importante opera che questa amministrazione, ma soprattutto che il comune di Romano Dezzellino abbia realizzato al di fuori di quelle che sono le opere fondamentali come gli acquedotti. State vedendo intanto le immagini di Renzo Rigoni che vi sta facendo vedere appunto l'inizio dei lavori, ma sindaco, questa scuola andrà a sostituire la scuola media cuore, punto di riferimento di tutta la comunità, ma verrà abbattuta poi la scuola? Come funziona? Gli studenti dove saranno in questo periodo di tempo? Quest'opera prevede una realizzazione di un nuovo plesso di scuola media con un consumo suolo zero, per cui questo edificio sostituirà integralmente l'attuale scuola media Montegrappa. Questa scuola entrerà in funzione entro il marzo-aprile del 2026. Successivamente il plesso scolastico nel quale gli studenti sono oggi a far lezione verrà abbattuto integralmente, eccetto per l'ala che è stata costruita negli anni 2007-2008 e tutto il perimetro nel quale ci troviamo, quindi scuole elementari, scuola primaria, il sedime dell'attuale scuola, questo che è il nostro cantiere e quello che è il perimetro della palestra, diventerà un grande campus all'interno del quale noi andremo ad inserire le piastre polifunzionali per l'attività sportiva mattutina degli studenti e pomeridiana di tutti i cittadini e al posto dell'attuale scuola un grande parco che andrà a essere circostante alla biblioteca, proprio per creare un polo centrale della cultura dell'istruzione di tutto il comune. Si punta a diventare punto di riferimento anche per tutto il territorio con questa nuova scuola sostenibile. Il fatto di avere dei materiali che sono quelli più sostenibili possibili, la progettazione anche di un edificio che sia all'avanguardia con i nuovi metodi di insegnamento, ma soprattutto la volontà di collegare tutte queste strutture, quindi dalla parte sportiva alla parte culturale e soprattutto la parte musicale. Non dimentichiamoci che la scuola media Montegrappa è famosa e importante per quello che è il suo indirizzo musicale, ci permetterà di andare oltre, di andare verso una scuola che punterà anche sulle materie scientifiche e diventerà quindi, dal nostro punto di vista, un elemento distintivo del territorio. Qui oggi vedete un cantiere, ma già alle mie spalle vedo la scuola con le sue stanze, con i suoi saloni, con le sue gradinate moderne alla Google, ma soprattutto quello che sarà anche il via vai del chiacchiericcio dei ragazzi, per cui per me e per noi tutti dell'amministrazione, assieme alle maestranze, è stata veramente una giornata importante e
storica. Ci vuole un po' di fantasia al momento, sindaco. Beh, la fantasia sicuramente non ci manca e secondo me la fantasia e la creatività sono delle cifre distintive di ogni amministratore, perché è solo vedendo oltre che si portano avanti i progetti, anche laddove magari qualcuno è dubbioso, qualche magari cittadino ti pone degli interrogativi seri, ma vedendo oltre quello che è la realtà di oggi, quindi un buco, uno scavo, oggi qui si vedono già le stanze, si vede un plesso che si staglia su quello che è il Monte Grappa, e la scuola media Monte Grappa secondo me è proprio il nome perfetto per dire a tutti: guardate, qui noi a Romano facciamo delle cose che sono a livello di quello che è il Monte Grappa. Ok, allora noi ci armeremo un po' di fantasia. Grazie al sindaco Bontorin. Direttore, vi restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Sharon Di Carlo e al sindaco. Andiamo a Bassano del Grappa, perché l'8-9 giugno si voterà per le europee, ma anche per le amministrative in tantissimi comuni, tra questi c'è Bassano. Il centrodestra non ha ancora sciolto le riserve sul candidato sindaco, invece il centrosinistra ha già indicato nel candidato sindaco Roberto Campagnolo, che era stato vice sindaco di Riccardo Poletto. Sentiamo. Per molti era scontato, per altri atteso e per noi ampiamente previsto. Per tutti adesso è anche ufficiale. Roberto Campagnolo è il candidato sindaco del centro-sinistra. Partito Democratico e Bassano, Passione Comune, hanno fatto ricadere la loro scelta sull'ex vice sindaco dell'amministrazione Poletto, che senza nascondere orgoglio e responsabilità si dice pronto ad accettare la sfida. Attiveremo una fase di ascolto. Bisogna però cercare di superare le contrapposizioni che ci sono state in questi anni. Una su tutte, ad esempio, abbiamo assistito a una fase politica difficile per la nostra città che ha messo ad esempio il lavoro contro l'ambiente. Il riferimento va alla vicenda San Lazzaro, che ha assestato duri colpi all'attuale amministrazione, ingigantendo una crepa interna alla maggioranza. È ancora presto, spiega Campagnolo, per la presentazione del programma elettorale, anche perché si sta lavorando al tavolo delle alleanze con Italia Viva e Azione, lasciando il dialogo aperto anche con Gianni Zen e non solo. Ma se le alleanze sono abbastanza delineate, sugli avversari c'è ancora grande incertezza. Dividi et impera, vi augurate che dall'altra parte Lega e Fratelli d'Italia corrano da soli? No, ma credo che dall'altra parte ci sarà Elena Pavan, giusto? Lei è sindaco uscente, quindi credo sarà lei il nostro candidato da sfidare. Questo è quello che si augura o è quello che crede che succederà? È quello che dovrebbe essere, un sindaco che ha finito un mandato, che insomma ci hanno spiegato a San Bassiano qualche giorno fa che sono state fatte molte cose, e credo sarà il candidato naturale del centrodestra. Ecco la prima stoccata. Adesso sì che la campagna elettorale è ufficialmente iniziata. Servizio di Alex Giuliano, adesso sentiremo altre reazioni, ma una notizia appena arrivata, purtroppo un gravissimo infortunio per Sofia Goggia in allenamento, si teme frattura di tibia e perone, davvero una notizia che getta nello sconforto tutti gli amanti dello sci, perché è una grandissima campionessa, numero 1 dello sci femminile italiano, e si spera che possa in qualche modo riprendersi, ma è una frattura seria. Vediamo i commenti, le reazioni a quanto vi abbiamo detto prima, cioè la candidatura di Roberto Campagnolo a sindaco di Bassano per il centro-sinistra. Le reazioni all'investitura ufficiale di Roberto Campagnolo come candidato sindaco per il centro-sinistra non si sono fatte attendere. Una volta scelto, PD e Bassano, Passione Comune, guardano avanti e così facendo un occhio finisce giocoforza in casa degli avversari, dove la provocazione che lanciano è quella di sperare di ritrovarsi di fronte Elena Pavan. C'è una sindaca che ha dato la sua disponibilità alla ricandidatura. Loro dicono che governano bene, quindi io penso e ritengo che la candidatura naturale sia quella di Elena Pavan. Stiamo assistendo ad una cosa che io non ho mai visto nella mia esperienza di vita e politica, un sindaco uscente che dice che vuole ricandidarsi e la maggioranza che l'ha sostenuto per 5 anni che non la sostiene. Tirato in ballo, forse con troppo anticipo, Gianni Zen si complimenta per la scelta di Campagnolo e conferma il suo impegno aperto al dialogo con tutti.
Io sono stato tirato in ballo dal centro-sinistra senza che mi fosse chiesto a fine di dicembre, e la cosa mi ha fatto arrabbiare, perché almeno dirle certe cose, e ho dialogato con tutti, ho dialogato col centrodestra e col centro-sinistra. L'obiettivo di Gianni Zen resta quello di formare una civica che punti a dare voce e consapevolezza al mondo dei giovani e ad avvicinare la grande fetta di astenuti che oggi si aggira attorno al 40%. Io vorrei rinnovare l'appello perché le persone, diciamole di buona volontà, le competenze tante che ci sono nella città, si mettono a disposizione e soprattutto diano un po' del loro tempo prezioso per il governo della città. A livello, diciamo, più amministrativo, che cosa manca? A livello amministrativo manca la percezione della nostra amministrazione comunale, appunto, come in qualche modo foriera del senso della partecipazione, non c'è un senso del noi. E a Bassano e Grappa, insomma, grandi manovre in vista delle elezioni, e anche Forza Italia ha ufficializzato una sua lista, vediamo. Sul tavolo delle imminenti elezioni amministrative bassanesi si iniziano a scoprire le carte dopo la fumata bianca del centro-sinistra che ha visto l'incoronazione a candidato sindaco di Roberto Campagnolo. Ecco un'altra mano decisiva, questa volta da Forza Italia, e con una nota che il coordinamento bassanese fa sapere che alle prossime elezioni scenderà in campo con una sua lista, una scelta che ridefinisce lo scacchiere politico, soprattutto in vista di mancate alleanze, e ora staremo a vedere. E ora staremo a vedere, dice Sharon Di Carlo, e arrivano in continuazione nelle nostre redazioni richieste di chiarimenti sul segnale RAI che non funziona. Insomma, la RAI si vede molto male, soprattutto nel Bassanese. Nel Vicentino noi vi ringraziamo per la fiducia, ma è meglio che insomma, chiediate alla RAI. Vediamo se possiamo avere qualche notizia in più in questo servizio. La RAI in Veneto si vede a macchia di leopardo e secondo alcune fonti la faccenda andrà avanti così fino a settembre. I cittadini sono inviperiti perché pagano il canone e rimangono senza un servizio, ma dal Bassanese, dove i disagi sono più importanti, arriva una proposta che potrebbe cambiare le carte in tavola, anzi sul tavolo. Il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco chiede l'istituzione di un tavolo tecnico permanente per affrontare e risolvere in modo definitivo i problemi di diffusione del segnale televisivo. Finco, che già si era mosso fin dai primi giorni per dare una sponda utile alla popolazione, ha depositato in Consiglio una mozione che consentirebbe alla Giunta di avere un ulteriore strumento politico per istituire appunto quel tavolo indispensabile per coinvolgere tutti gli attori istituzionali, dai fornitori di servizi media audiovisivi del Veneto fino a Rai Way, ovvero l'operatore che si occupa dell'infrastruttura. Il vicepresidente del Consiglio Veneto ricorda come il passaggio alle nuove frequenze sia avvenuto in modo disorganizzato, con le reti televisive locali che lamentavano l'esistenza di problemi irrisolti, tanto dal punto di vista delle procedure amministrative quanto da quello della copertura del segnale. E da giorni proprio il segnale RAI non arriva più puntualmente nelle case dei veneti, che rischiano di perdersi per strada eventi importanti come gli europei di calcio e le Olimpiadi. Sono tantissime le segnalazioni che arrivano alle nostre redazioni e il Corecom, i cui dati parlano di 1,5 milioni di veneti rimasti con la TV azzoppata dopo l'ultimo switch off, ha attivato una mail per raccogliere le segnalazioni. Ma Finco ribadisce che il problema va affrontato immediatamente. La prima pagina della Nuova Venezia, prima di andare in pubblicità: Santa Maria di Sala è stato trovato morto a 45 anni lungo il Muson a Stigliano. L'ha visto un passante poco distante dal castello e ha subito dato l'allarme, è una notizia appena arrivata. Pubblicità, 2 minuti e poi siamo di nuovo con voi. Partiamo dalla prima pagina del Mattino, il Mattino di Padova, purtroppo un'altra disgrazia, un infermiere è morto a 44 anni, era di Mestrino, era volontario ed ex segretario del PD, si chiamava Matteo Guerra, lavorava all'ex Configliachi, ha vestito anche la maglia della nazionale dializzati e trapiantati di volley. Una tragica gravidanza a Verona, una bambina nata prematura è morta e dopo il parto è spirata anche la mamma Federica Ghirelli di
37 anni, ingegnera biomedica di Villa Bartolomea. Si sospetta un'infezione batterica. Si aspettano i risultati dell'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni per chiarire le cause della tragica fine di Federica Ghirelli, la mamma 37enne di Villa Bartolomea, spirata dopo il parto della piccola Emma, prematura all'8° mese, nata già morta. Prima la filoletta, poi la madre, a separarle poco meno di 24 ore e pensare che quella gravidanza sembrava trascorrere nel migliore dei modi. Tutto inizia con quella che sembra una normale influenza seguita da dissenteria, ma i sintomi si fanno sempre più gravi, per questo la donna viene trasportata all'ospedale di Legnago. È qui che i medici rilevano subito un'emorragia e quindi decidono di procedere con un cesareo d'urgenza. Emma, questo è il nome che mamma e papà avevano già scelto, nasce senza vita. Poi la corsa disperata a Borgo Trento, dove la 37enne viene ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Gli organi interni sono compromessi, giovedì il decesso. L'ipotesi più probabile è quella di un'infezione batterica, ma servirà l'autopsia per capire cosa abbia potuto innescare una tragedia così grande. Federica Ghirelli lascia un figlio di appena 4 anni e un marito, Elia Oliviero, originario del Padovano, come lei ingegnere biomedico. La donna lavorava per un'azienda di Badia Polesine. Sono in tanti in queste ore a non darsi pace. Tutti sapevano che Federica attendeva quella bimba con gioia. A Villa Bartolomea è il momento del dolore. Servizio di Christian Arboit in regia con Francesco Ceron, l'ottimo Alberto Pivetta. Andiamo avanti con la cronaca. Dopo le 7 denunce nei confronti dei giovanissimi protagonisti della violenta rissa in piazza De Gasperi a Padova, arrivano anche i DASPO da parte della Questura. Dopo le denunce arrivano i DASPO per i fatti di violenza di piazza De Gasperi a Padova. 8 giovanissimi tra i 14 e i 15 anni che hanno partecipato alla violenta rissa del 20 gennaio hanno ricevuto da parte del questore Marco Dorisio il cosiddetto Daspo Willy, una misura che prevede il divieto di avvicinamento alle zone limitrofe a Piazzale Stazione e in piazza De Gasperi per 2 anni. Altri 8 ragazzi hanno ricevuto l'avviso orale, sempre da parte del questore. Lo scontro tra i 2 gruppi sarebbe nato per l'utilizzo del campo da basket e ha visto il coinvolgimento di almeno una ventina di giovanissimi, di cui alcuni muniti di spray urticante e tirapugni. 3 di questi hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente con 21, 8 e 3 giorni di prognosi. La violazione del DASPO è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e una multa che può arrivare a 24.000 euro. Servizio di Francesco Rattai. Alcuni giovani hanno denunciato un'aggressione da parte di un gruppo di neofascisti, sono andati a denunciarlo in questura. Si tratta dei ragazzi del collettivo Catai. Sporgerà denuncia oggi in questura uno dei 3 ragazzi del collettivo Catai ferito nella notte tra giovedì e venerdì in via Barbarigo in pieno centro a Padova. I 3 giovanissimi hanno raccontato di essere stati accerchiati e pestati brutalmente da una decina di militanti neofascisti che avevano appena attaccato abusivamente delle locandine dedicate alla giornata del ricordo dei martiri delle foibe che si svolge ogni anno il 10 febbraio. Uno dei ragazzi picchiati ha riportato un trauma cranico, gli altri vistose contusioni al volto, come testimoniano le foto, tanto che sono ricorse le cure del pronto soccorso. Episodi come questi non sono nuovi a Padova e sono sempre più frequenti nel nostro paese. Questo è dovuto a un contesto politico e mediatico che ha completamente legittimato i nostalgici delle pratiche squadriste. Il gruppo di ragazzi del collettivo Catai stava passeggiando all'altezza del liceo Nievo in via Barbarigo quando si sono accorti dei manifesti appena attaccati. Mentre stavano guardando sono stati avvicinati e poi picchiati, presi a calci anche mentre erano a terra. Dopo questo episodio di violenza hanno deciso di mobilitarsi organizzando anche un corteo venerdì sera. Non possiamo permettere che si verifichino aggressioni e intimidazioni come quella di giovedì sera, né che qualcuno non si senta sicuro nelle strade della nostra città. Per questo invitiamo tutte e tutti a un corteo cittadino venerdì 9 febbraio con partenza alle 18 in piazza Garibaldi. E vediamo come stanno le tasche dei cittadini. Lo studio della CGIA di Mestre parla di un boom dell'inflazione che ha costretto le famiglie venete a spendere 3.500 euro l'anno in più tra il 2021 e il 2023. I nuclei fragili, i più penalizzati, così come i negozi di vicinato. Sentiamo Lina Paronetto. Tutti i giorni si vede qualche aumento in più.
Lo stipendio è sempre lo stesso e si paga tutto un po' di più, si fanno delle rinunce. Il post-pandemia, la guerra in Ucraina, i cambiamenti climatici tra il 2021 e il 2023, l'aumento dell'inflazione più 14,5% ha costretto la famiglia media veneta a spendere in questi ultimi 2 anni 3.500 euro in più. È l'ufficio studi della CGA di Mestre a fare il punto sull'inarrestabile crescita del costo della vita e sulle sue conseguenze. Se nel 2021 una famiglia spendeva in un anno 23.529 euro, nel 2023 ha dovuto tirar fuori di tasca quasi 27.000 euro. Zucchero più 61%, riso più 48%, olio più 45%, bollette della luce a più 93%, più 62% il gas e poi i trasporti, più 106% il costo dei biglietti aerei internazionali. Una perdita di potere economico tale non si verificava da fine anni 90. Ma le ricadute negative hanno interessato anche i piccoli negozi di vicinato, che a differenza della grande distribuzione hanno subito la contrazione delle vendite più preoccupante. Con il risultato che nei centri storici e nelle periferie aumenta il numero di attività chiuse definitivamente. Quanto alle famiglie, sono state quelle più fragili a patire le conseguenze più pesanti. Le famiglie dove tirano fuori i soldi in più che servono? Ma io penso che chi non ha la disponibilità è costretto a indebitarsi in qualche modo, cioè non ci sono alternative, o si farà aiutare se a qualcuno, ad esempio i giovani, dalle famiglie, piuttosto che ci sono anche molti pensionati, da quello che si sa che aiutano i figli. Quest'estate ho fatto la stagione estiva a Jesolo, uno stipendio metà andava via per la spesa. Spesso vado al mercato, però è vero, nei supermercati tanto è aumentato il prezzo. Gli stipendi restano, non sono adeguati e la vita costa caro, ma è tutto e si cerca di risparmiare, però si fanno delle scelte e l'inflazione corre. Gli stipendi invece vengono abbassati e tartassati di tasse, quindi però bisogna tirare fuori lo stesso sti soldi in più da pagare. Bisogna lavorare di più e non lasciarsi abbattere da questa situazione, ad essere più forti. I ministri per le riforme, cioè Roberto Calderoli per l'autonomia e poi la ministra delle riforme vera e propria, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che si sta occupando molto del premierato, sono stati l'altro giorno a Venezia, si è parlato soprattutto di autonomia con il DDL Calderoli ormai incardinato e si appresta a passare il voto alla Camera dopo il sì del Senato. Sentiamo. Proprio giovedì questo sarà l'incardinamento della prima commissione Camera del provvedimento, dopodiché i tempi li stabilisce il Parlamento. Prima si fa e meglio è. E si aspetta resistenza. Ma credo che il lavoro più grosso fosse l'esame che abbiamo fatto al Senato, il confronto con tutte le forze della coalizione. È stato sviscerato ogni piccolo angolo di quella legge. Per il ministro Calderoli il DDL sull'autonomia differenziata è politicamente al sicuro. La quadra con gli alleati del centrodestra, fa intendere, è stata trovata in mesi di lavoro. Chiaro che la discussione parlamentare possa sempre innescare una serie di variabili, da qui l'auspicio. Mi auguro che possa essere approvata in versione definitiva, poi è evidente che se si evidenziassero degli errori si correggono. Partita quella dell'autonomia differenziata contro cui si stanno muovendo diversi amministratori del Sud con il governatore campano De Luca in testa, ma il tema è anche un altro e riguarda da vicino gli equilibri tra leghisti e meloniani, i primi promotori dell'autonomia, i secondi sostenitori dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, riforme per qualcuno inconciliabili, anche se Maria Elisabetta Casellati, che delle riforme è il ministro, usa toni fermi. Sia l'autonomia che l'elezione diretta nel nostro programma era del Presidente della Repubblica, oggi del Presidente del Consiglio, fanno parte entrambe del programma voluto e votato dagli italiani. Quindi Casellati e Calderoli si trovano a Venezia per parlare della nuova legge sull'oblio oncologico, una delle poche in grado di mettere d'accordo tutto l'arco costituzionale, nelle ore in cui si sono registrati imbarazzi all'interno dell'esecutivo sulle parole del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riguardo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quasi pentito di averle portate qui. La dichiarazione poi oggetto di retromarcia, ma intanto lo scricchiolio si è sentito e come. Al collega di partito Giorgetti il messaggio dello stesso Calderoli. È vero che quando uno si cimenta in un'impresa dici ma chi me l'ha fatto fare? Ma io sono convinto che alla fine
il primo ad esserne contento sarà Giorgetti e soprattutto sarà contento il Paese e tutte le realtà che verranno toccate da quell'evento sportivo. E di autonomia nel bene e nel male si parla anche sui social, anche in televisione, se ne parla indirettamente anche a Striscia la Notizia con i video dell'Highlander DJ che fa sempre, mette assieme delle immagini e dei suoni di questo genere, questo dedicato all'autonomia. Possa costituire una maggiore responsabilizzazione per tutti. Io non l'ho capito. Sento in autonomia, ma cos'è sta autonomia? Anche in macelleria, parlano d'autonomia. Ora ve lo spiego bene, cioè è un qualcosa che si ottiene, cioè ma sei tutto per davvero? No. Mo vi faccio un esempio. Io ho imparato a fare provo, alla cravatta faccio il nodo, vado da sola a gabinetto, faccio pure l'uncinetto. Ma vi sembra normale? Io ho imparato a nuotare, senza bere e mangiare, questa è autonomia, sì, questa è cafoneria, basta. Barato, grafone, lo sei più di me, vabbè no, grafone, io so fare le capriole, io so farmi il bidet, vabbè no, grafone. Insomma, purché se ne parli, è sempre, tutto fa brodo, l'importante è non mollare l'autonomia fino a quando sarà definitivamente approvata e tra i ministri a Venezia c'era anche Carlo Nordio per incontrare gli avvocati del Triveneto. Sentiamo cosa ha detto. Stilare una lista dei reati che si vorrebbe venissero depenalizzati in illeciti amministrativi per non intasare la macchina della giustizia. La richiesta da Venezia del ministro della giustizia Nordio agli avvocati triveneti. Perché questo è un mantra che si ripete, cioè siamo in un regime di panpenalizzazione, bisogna depenalizzare, benissimo, diteci quali siano secondo voi i reati da declassare, perché quando ci abbiamo provato noi, io ci ho provato 20 anni fa quando presiedevo la commissione per la riforma del codice penale, come tocchi un reato bagatellare qualcuno si solleva. Così il ministro dà rialto evidenziando come esempio proprio la peculiarità del luogo, visto il mercato del pesce a 2 passi dal tribunale. Ho persino sollevato il problema che qui sotto si finiva in tribunale per la vendita di sogliole sottodimensionate e però qualcuno ha cominciato a dire che anche quello è una cosa importante perché è una specie di truffa commerciale. E allora mi facciano un elenco e poi lo prenderemo in considerazione. Quindi, ad una settimana dall'inaugurazione dell'anno giudiziario, la risposta allo sfogo del presidente della Corte d'Appello di Venezia sulla mancanza di risorse. Guardi, le risorse, noi abbiamo proprio adesso parlato proprio col presidente Citerio a margine. Se tu non fai l'analisi comparativa tra il budget che hai e il target che ti proponi, alla fine mandi in Russia i soldati con le scarpe di cartone perché dici ai giudici, a cominciare, fate con quello che avete e arrangiatevi, e questo non è ragionevole, ma anche su questo cerchiamo di lavorare. Utilizzare le caserme dismesse per contrastare e alleviare il sovraffollamento carcerario, dando lavoro agli stessi detenuti per il riattamento, così sempre il ministro Nordio. Tutto questo si può fare in tempi ragionevolmente brevi, con un comodato gratuito che ci venga dato dal Ministero della Difesa. Infine, la risposta alla richiesta del sindaco Brugnaro, con cui da anni chiede vengano dati maggiori poteri penali per il giudice di pace di Venezia. Questi sono argomenti estremamente complessi, quando si tocca il diritto penale si cammina sul ghiaccio sottile. Molto più importante sarebbe rivedere, come è stato detto anche oggi, una depenalizzazione che declassi al rango di illeciti amministrativi quelli che sono i reati bagatellari. Adesso da Padova un servizio su una commemorazione, vediamo.
Padova ricorda il suo passato, gli anni bui del terrorismo e delle tensioni politiche, onorando la memoria e il sacrificio di chi è stato ucciso per mano dei violenti. Lungo l'argine, che porta il loro nome, la commemorazione dei carabinieri Enea Condotto e Luigi Maronese, uccisi il 5 febbraio di 43 anni fa per mano dei terroristi neri del NAR. La città di Padova, purtroppo, in quel periodo di tensione e conflitto tra gruppi terroristici di estrema destra ed estrema sinistra, ebbe un ruolo di primo piano. È una pagina triste soprattutto per noi, per i familiari, ma è una pagina anche importante che segna una delle comunque vittorie poi dello Stato, seppure a grande sacrificio, con grande sacrificio, un prezzo molto alto contro quel momento, quelle versioni in questo caso di estrema destra che tanto male ha fatto all'Italia in quel periodo. Non siamo nell'81 in questo caso, quindi fine degli anni 80, fine degli anni 70, inizio anni 80, quindi un periodo difficile della nostra Repubblica che abbiamo superato, quindi anche grazie al sacrificio di questi due ragazzi qui a Padova. Quella notte del 5 febbraio Codotto e Maronese erano intervenuti dopo la segnalazione di un residente che aveva notato movimenti strani. Vistisi scoperti, i terroristi neri che stavano recuperando delle armi iniziarono a sparare uccidendo i due carabinieri. Nello scontro a fuoco anche un bandito venne ferito, Giuseppe Valerio Fioravanti, detto Giusva, che poche ore dopo venne arrestato. Sono gravissimi i danni per l'economia veneta provocati dal blocco del Mar Rosso in seguito agli atti di pirateria degli yemeniti che attaccano le navi cargo. Ovviamente gli imprenditori, non vedendo riaprire il canale di Suez, chiedono che qualcuno metta fine a questa situazione. Vediamo. L'Italia, prima di questa crisi, era un centro di smistamento per l'Europa. Arrivano le navi portacontainer e successivamente vengono smistate per l'Europa. A questo punto rischierebbero di venire tagliati fuori da tutto il commercio globale europeo. Navi mercantili bloccate per più di un mese, aziende che stanno finendo le scorte dei magazzini per onorare le commesse. Il conto è salato. Si calcola che la crisi del Mar Rosso sia costata all'Italia in 3 mesi quasi 9 miliardi di euro e che a pagare il prezzo più alto siano le piccole e medie imprese, quelle con le spalle meno grosse. Tergas, azienda di Noventa di Piave, che tra gli altri fornisce anche gli ospedali di bombole per gas e medicinali, ha un mercantile fermo da dicembre. Fortunatamente abbiamo un po' di magazzino da questo punto di vista. Quello che ci manca sono le bombole per la saldatura, quelle bombole tecniche che stiamo esaurendo. Con costi sempre più alti. Già i noli sono schizzati alle stelle, parliamo di $1.500 del 2023, siamo arrivati con le ultime partenze buone dalla Cina a superare gli $8.000. All'orizzonte la necessità di riprogrammare tutta la catena degli approvvigionamenti. Se il conflitto dovesse evolversi nelle peggiori dei modi, sicuramente bisogna fare una previsione di più lungo termine, quindi invece che fare una previsione trimestrale anche per tutto l'anno. Non va meglio al trasporto su gomma piegato dagli aumenti sulle autostrade tedesche. La rotta è verso Olanda e Belgio, rialzi dal 65 all'80%. In Austria il blocco alla circolazione a partire dal 26 di gennaio fino al 30 di marzo dalle 7 di tutti i sabati. Per i mezzi che vanno oltre le 7,5 tonnellate sta creando disagi al rientro dei mezzi. Ci sono delle tratte che possono muoversi fino alle 15, però comunque non permetti di rientrare agli autisti, quindi cosa succede? Maggior costi per le aziende, autisti che fanno le trasferte in camion, magari nelle piazzole di sosta che non sono neanche tanto attrezzate, ed ecco che il nostro lavoro diventa sempre meno attrattivo rispetto a quello che dovrebbe essere. Servizio di Anna De Roberto, pubblicità e torniamo subito. E la cerimonia della consegna dei cappelli alpini con tante penne nere, tanto entusiasmo a Bassano del Grappa. Vediamo. Gli alpini hanno
invaso Bassano portando emozioni, portando l'orgoglio di essere italiani, l'orgoglio di far parte di una grande famiglia. Una cerimonia intensa che ha coinvolto tantissime persone nelle piazze, sul Ponte Vecchio, sul nostro monumento nazionale, diventato teatro della cerimonia di consegna del cappello alpino ai giovani soldati volontari di leva iniziale del centro addestramento alpino di Aosta, una sorta di vecchio giuramento dei militari ai tempi della leva obbligatoria. Soldati e soldatesse della 42esima compagnia Primo Corso Montenero 2, in onore di una delle grandi imprese alpine durante la Grande Guerra. Osare, il loro motto, e l'onore di eleggere il presidente nazionale ANA Sebastiano Favero loro padrino, come esempio di virtù militari e civiche, un titolo che ha commosso il presidente Favero. A 75 passanni mi capita poche volte, però oggi è così. Oggi è così. Come grande l'onore dei Veci di consegnare ai Boccia il cappello alpino, che assume il significato di transizione di valori, impegno, volontà, solidarietà e condivisione. Cosa significa vedere passare il proprio figlio qui? Un'emozione grande, molto. Lo ammiro come ammiro tutti i ragazzi che fanno questa scelta. Un anno fa non pensavo nemmeno che mio figlio avrebbe scelto una strada del genere. Eppure sono felicissimo, sono al settimo cielo, come si dice, no? Un messaggio di speranza nella città che dal 2021 è diventata ufficialmente città degli alpini. La città degli alpini è sempre Rete Veneta al loro fianco e li seguiremo anche durante la grande adunata nazionale di Vicenza. Vediamo la Lega obbligatoria. Tanti dicono, lo scrivono molte volte anche a Focus, ci vuole la Naia, bisogna tornare alla Naia. Sentiamo cosa dicono i bassanesi. Bassano oggi rivive ancora una volta da protagonista lo spirito alpino e allora noi, approfittando della giornata di mercato, abbiamo chiesto ai bassanesi cosa ne pensano, se sono favorevoli oppure no al ritorno della leva obbligatoria. Vediamo cosa hanno risposto. Forse sì, perché così si impara un po' a vivere. E la leva ti dice di stare in vita, no? Se no ti moggi, che significa buoni fare, dirmi indietro, buoni fare niente, dai, ecco là. Favorevole al ritorno della leva obbligatoria? Sì, secondo me sì, perché un anno no, ma 6 mesi ai nostri giovani servirebbe per dare delle regole ben precise. Qualche mese sì, ci servirebbero a questi nostri ragazzi per dare un po' di regole che noi genitori non siamo più in grado di dare. Siamo diventati un po' troppo buonisti noi genitori. Io l'ho fatta, per cui penso che sì, che sia una cosa positiva per i giovani, sì, visto anche l'andazzo che c'è attualmente. Lei signora? D'accordo con quello che ha detto lui, per cui secondo me è anche un incentivo ai giovani a fare qualcosa un po' di concreto e mettere la testa a posto a volte. Madonna, subito, mi l'ho fatta per 15 mesi e se la fessi tutti quanti sarebbe meglio. Un plebiscito praticamente a favore della Naia e non ci stupisce. Andiamo adesso in diretta di nuovo a Rovigo da Federico Fusetti, dove c'è un'imponente manifestazione dei trattori. A te Federico. Buongiorno direttore, sì, guarda, con Cristian Roca Allende siamo qui ormai da più di un'ora e il corteo dei trattori, la sfilata dei trattori è stata continua. Non si sono mai fermati, ormai sono centinaia arrivati in questa zona commerciale a sud di Rovigo. Nel collegamento precedente, attorno a mezzogiorno, con te e con i telespettatori, avevamo visto come i trattori avessero un po' bloccato il traffico nel centro di Rovigo, quindi lungo Corso del Popolo, che è proprio l'arteria principale della città. Ebbene, da lì si sono trasferiti qui, siamo a sud di Rovigo e sono centinaia. Adesso ci hanno parlato di circa 800 trattori e immagino che ormai
stia diventando la manifestazione di oggi più importante d'Italia, a dimostrazione di quante aziende agricole ci sono in questo territorio e di quanto siano preoccupate. Abbiamo sentito tanta rabbia, anche un po' di critiche nei confronti delle loro associazioni che dovrebbero un po' tutelare il loro lavoro, la loro presenza. Proviamo a sentire anche qui qualche voce con Christian. Scusate, siamo in diretta, possiamo chiedervi da dove venite? Verona. Da Verona. La situazione è uguale, immagino, in tutto il Veneto, arrabbiati, delusi, preoccupati? Sempre la stessa cosa, sempre i costi di produzione che sono andati alle stelle, risposte mai da nessuno e ci si rifinisce a fare questa cosa qua e basta. Ma siete tantissimi, quindi vuol dire che siamo proprio arrivati ad un punto limite. Tutti, ma si vede dappertutto comunque, anche i cittadini, chi non c'entra niente con l'agricoltura, tutti quanti. Abbiamo visto prima in centro a Rovigo tanta solidarietà anche da parte dei cittadini, nonostante abbiate bloccato il traffico in città, c'era chi portava i caffè. Ma anche per strada stamattina e tutto, abbiamo visto anche per strada tutti quanti, non tutti ma una buona parte ci dà. Lei cosa produce? I cereali. Non fa più reddito? No, il reddito è una vita che non si fa più, purtroppo. Grazie. Posso chiedere anche a lei da dove viene? Sempre dalla stessa zona, dalla provincia di Verona. Anche lei cereali? Cerealicolo, sì. Che futuro c'è? Al momento il futuro non esiste, il futuro vuol dire arrivare sì e no a fine anno con il mercato messo così, con i costi di produzione alle stelle e nessun ricavo per noi. Quindi... Siete anche giovani voi, per cui forse c'è ancora più preoccupazione? Io ho fatto la pazzia di aprire un'azienda 5 anni fa e adesso mi ritrovo 30 anni con mutui in banca e non riuscire quasi neanche a pagarli e logicamente non resta nulla in tasca. Siete pronti a continuare questa protesta? Non vi fermate? No, non ci fermiamo di sicuro, anche perché se ci fermiamo noi siamo finiti, finché non abbiamo qualche risposta non ci fermiamo sicuramente. Impressionante la partecipazione di oggi. Molto, non ce l'aspettavamo nemmeno noi così abbondante. Parlano di quasi 500 trattori. Non so i numeri effettivi, però è una bella partecipazione. Vuol dire che qualcosa si è mosso e per far capire che il settore non è roseo come alcuni dicono. Grazie, bocca al lupo, arrivederci. Ancora... Ah sì. Come? Tipo a peso. Ah scusa direttore, che Christian giustamente mi stava portando a mostrarvi, certo, a mostrarvi anche diciamo qualcosa di più terribile insomma che gli agricoltori mostrano per far capire proprio che il livello raggiunto è drammatico per molti di loro. Avete sentito Verona, Nord-Est, comunque Veneto, anche Friuli Venezia Giulia, insomma tutti qui e tutti pronti a farsi sentire, a non fermarsi. Abbiamo sentito parlare di Roma, quindi molti di questi agricoltori sono pronti ad arrivare anche lì. Federico, grazie molte a te, a Christian Roque Allende per la copertura di questo evento, davvero centinaia di trattori, prima nelle vie del centro di Rovigo e poi nella zona sud, la zona industriale. Intanto abbiamo visto e stiamo vedendo anche delle immagini del gruppo Espresso che riguardano invece il corteo dei trattori che sono diretti a Roma. Qui siamo in Toscana e quindi diciamo che per il fine settimana Roma sarà assediata da migliaia di trattori degli agricoltori italiani. È tutto per oggi, grazie molte per aver scelto Focus TG, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15 e grazie a Francesco Cerone, Alberto Pivetta, buona giornata a tutti.